L'Assemblea regionale siciliana è il quinto Consiglio regionale ad approvare l'iter per la richiesta del referendum sulla giustizia. Dopo Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria, la Sicilia approva i quesiti referendari. Abolizione della legge Severino, 36 sì. Custodia cautelare, 36 sì. Separazione delle carriere, 38 sì. Poteri dei magistrati laici e togati, 38 sì. Responsabilità civile dei magistrati, 38 sì. Composizione del Consiglio Superiore della Magistratura, 38 sì. Le opposizioni non hanno votato. I quesiti a questo punto verranno sottoposti alla valutazione della Corte di Cassazione. Sala d'Ercole ha anche eletto i delegati a depositare la richiesta per il referendum. Si tratta di Giorgio Assenza, che ha ottenuto 16 voti, e Bernadette Grasso, eletta supplente con 13 voti. Soddisfazione dal primo inquilino di Sala d'Ercole, Gianfranco Miccichè, e dal governatore Nello Musumeci, presente in aula, che commenta: si fa così più breve il percorso che porterà al pronunciamento della Corte di Cassazione. Io stesso, come esponente politico del centrodestra, nei prossimi giorni mi recherò nei punti predisposti per la raccolta firme, sottoscrivendo la richiesta di referendum per una giustizia più giusta. Dal Movimento 5 Stelle il capogruppo Giovanni Di Caro motiva l'astensione, commentando che avrebbe preferito sulla questione si fosse interpellato il popolo con la raccolta delle firme. La questione, tra l'altro, ha un sapore squisitamente propagandistico, dice. La Lega aveva a cuore queste questioni e poteva portarle nelle aule parlamentari nazionali, visto che era al governo.